Complici anche le abbondanti nevicate, il Ponte dell'Immacolata ha inaugurato ufficialmente la stagione invernale montana, non solo per gli appassionati di sci, ma anche per chi ama gironzolare tra i mercatini. Qui siamo in Trentino, a Siror, borgo della Valle di Primiero, conosciuto per le sue caratteristiche fontane, per l'occasione decorate a tema. Qui nel nostro mercatino quasi tutti sono artigiani, quindi tutti prodotti dalla pelle, il legno, la stoffa, tutte cose se possibile fatte a mano perché cerchiamo di selezionare. Abbiamo poi però i nostri prodotti tipici, i dolci, frittelle, brulè, abbiamo il brastedel, abbiamo i prodotti della macelleria Bonelli che comunque carne salata, carne fumata, fanno dei prodotti proprio loro. Cos'altro dire? Si trova di tutto, basta volere. Per visitare questo mercatino, uno dei più amati ed apprezzati della regione, c'è ancora il prossimo weekend. La gran festa di chiusura con le premiazioni del Simposio di Scultura in Legno è in programma domenica 18 dicembre. Tutti gli anni all'interno del nostro mercatino c'è questo simposio di scultura che ormai è arrivato al 20° anno. Quest'anno stanno facendo un'opera un po' particolare perché sarà un presepe che resterà per il paese e chiaramente col prossimo mercatino verrà esposto. Nella vicina Fiera di Primiero, che offre un ricco calendario di animazione per tutto il periodo delle feste, la novità è a misura di bambino. In uno dei parchi del centro ha aperto i battenti il Villaggio degli Intrecci. È la mappa del Villaggio degli Intrecci, è un villaggio popolato da gnomi che anima il Parco Clarofonte dal 7 dicembre all'8 gennaio. I bambini e i loro genitori sono letteralmente immersi in un'atmosfera magica fatta di suoni, parole, giochi, suggestioni e potranno visitare vari allestimenti e postazioni fisse. È un progetto di comunità, è patrocinato dal Comune Primiero San Martino di Castrozza con il coordinamento dell'Associazione Provinciale per i Minori e l'intreccio di scuole, associazioni, comitati, volontari che insieme hanno deciso di costruire questo meraviglioso villaggio. Le tappe sono molte, sono tutte belle. Suggestiva è la casetta degli gnomi, dove è stato allestito una vera e propria abitazione. Abbiamo poi la postazione degli indovinelli, dove se i bambini non riescono a risolvere questi stranissimi enigmi, potranno trovare le soluzioni nella catasta di legno pescando nei vari guantini. C'è la postazione del giocabosco dove gli gnomi hanno preparato dei giochi con elementi naturali. Troviamo anche la casetta delle erbe e delle essenze dove i visitatori potranno annusare le varie essenze in bottigliette di vetro e associarle a delle tessere di legno. Rimane aperto fino all'Epifania anche il mercatino che anima la via centrale della cittadina. Avremo sempre la carrozza che porterà i turisti in giro per il paese, li porterà al Villaggio degli Intrecci, avremo i Krampus che torneranno a trovarci, questi personaggi un po' particolari che seguono San Nicolò, però in questo caso verranno a trovarci così, in forma anonima. Avremo un gruppo di cornamuse che suonerà durante le festività. E ci sarà qualche attività così un po', in realtà anche in base al tempo, perché sperando che faccia sempre bello o che nevichi si potranno fare tante cose. Poi ci sono le casette aperte dai commercianti, le casette che hanno gli alimentari, i souvenir, insomma diciamo che sarà un bel Natale bello ricco di attività e di eventi.